Presidente, è un lutto particolare per la città di Treviso, una grande famiglia che ha già avuto due lutti molto importanti. La scomparsa di Gilberto Benetton sicuramente cambia un po' la prospettiva dell'industria trevigiana. Beh, innanzitutto c'è una profonda commozione per la scomparsa di Gilberto Benetton, perché è stato un grandissimo imprenditore, un grande uomo, e insieme alla sua famiglia sicuramente ha portato la nostra trevigianalità, il nostro Veneto, ad essere conosciuto in tutto il mondo attraverso questa grandissima impresa che loro sono riusciti a creare. E mancherà a tutti noi, perché fa parte proprio della storia stessa di Treviso, considerando poi anche tutte le ricadute positive che ci sono state e l'aiuto che la famiglia ha dato all'intera città. Sicuramente questo sconquassa un po' anche i vertici di questa importante industria trevigiana, che ovviamente dà lavoro a moltissime persone a Treviso. Beh, io penso che per la lungimiranza che ha sempre dimostrato la famiglia e che hanno dimostrato i fratelli abbiano già anche pensato a quali saranno, insomma, i prossimi passi da fare all'interno delle loro società, all'interno della galassia che loro hanno, insomma, e perciò io non penso oggi ci sia questa preoccupazione, ma soprattutto ci sia da parte di tutti gli imprenditori il stringerci intorno appunto a questa famiglia alla quale abbiamo imparato a voler bene e a stimare. Un anno horribilis per questa famiglia. Sì, perché è una famiglia che ha conosciuto prima il lutto del cognato, poi il lutto del fratello Carlo, che poi era il fratello più giovane. Mi ricordo, insomma, il saluto della città, e adesso purtroppo daremo questo saluto anche venerdì a Gilberto Benetton. Ecco, vorrei dire aggiungere qualcos'altro, nel senso che Gilberto Benetton era sicuramente una persona schiva, una persona molto umile, ma che ha sempre seguito, anche se un po' da lontano, quelle che erano le vicende anche degli imprenditori e dell'imprenditoria veneta, e poi in particolare della nostra Unindustria Treviso. E infatti avevo periodicamente degli incontri con lui, dove avevo modo di confrontarmi su quali erano i programmi che noi avevamo e su che cosa era, e lui, insomma, mi dava quei consigli. Insomma, è stato un bel rapporto quello che avevamo creato, e mi mancherà.